proprio la prima carenza elettorale che hanno un bomba, no? Quindi grande incertezza, lì si è stato la democrazia. Poi abbiamo visto l'immagine e penso che ognuno di noi è stato colpito proprio sul profondo, emotivamente, in quelle immagini. Da un lato che erano soprattutto poi le donne sono state dimostrate da parte delle molta determinazione, molto forza, io sono stato davanti guardando negli occhi i ragazzi filippini, perché sai, io guardando con l'occhio del vero c'era l'espressione, i ragazzi filippini che arrivavano per come i figli su Dio c'era una straordinaria forza, una straordinaria fiducia, una straordinaria domanda. Tutto questo naturalmente significa che quando si muove il popolo dell'Italia, soprattutto con i suoi giovani in quel modo, poi è una cosa poi come finirà, questo non lo sappiamo, ma di sicuro è una cosa che non si serve. Quindi il primo modo che possibile era questo. Il secondo che ovviamente ci fa pensare è l'uso, per esempio, di quella da parte dei ragazzi lì delle nuove tecnologie della comunicazione. Cioè non è più la stessa cosa un mondo in cui le persone parlano di internet, in cui le persone pubblicano e non comunicano solo tra loro, nei confini del loro paese, della loro area, ma comunicano con il mondo importante. Sono giovani cittadini del mondo che hanno un problema specifico per le caratteristiche di quella società, ma il primo anche loro, un mezzo giovane che voi vedete qua, con tutti i problemi della cultura internazionale, il mondo anche in Europa, no? Quindi non fa, è una roba. Insomma, io credo che qui c'è uno dei passaggi che cambierà la vita del mondo, ma sicuro penso che poi succede altre cose. Per esempio il movimento degli indignati urbani, che è stato una cosa che ha continuissima, a proposito di sistemi di cambiamento, per dire una universo, che quando dobbiamo leggere queste cose. Anche qui la gente, quella casa che io usavo era la piazza, l'uomo che deciderei comunque, come dire, cioè la padronina dello Stato unico, questa è la piazza del corpo, diciamo l'elemento collettivo, lavorano, c'era questo, ma in cui i ragazzi esprimevano che cosa? Esprimevano un fondo della gente, non poteva uccidere un po', no? Anni fa è fatto una piccola anche lì non stati stati come sicuro, siamo così, prospettive e futuro molto meglio, quindi una funzione di caso. Ma c'era una domanda di democrazia nel senso tradizionale, abbiamo noi una domanda di politica. Guardate che in quei giorni si votava alle amministrazioni del 19. Io molto convinta delle cose di questi ragazzi alla domanda di cosa votare, eccetera, ma si tratta quelle forze di democrazia hanno però questo è un problema noi alla legge di Europa, perché ci non si può costruire perché siamo nella legge del potere e ci sono dei modi di organizzazione e la domanda che ci pone c'è un problema nella qualità della democrazia